vedo. Allora vorrei pregare Oscar Dozzi, segretario dell'Associazione Frigoristi del Sud Tirolo, qualche volta conosciuto anche come Alto Adige, ed è segretario dell'associazione appunto dei frigoristi, e ci parlerà un po' della situazione a Bolzano, della certificazione dei frigoristi. Ovviamente in quell'area si risente molto dell'influenza germanica, austriaca, penso, quindi è un po' diversa da quello che è la parola italiana. Sì. Grazie. Egregio Signore e Signori, grazie per l'invito. Vi presento brevemente la nostra associazione dei frigoristi nella provincia autonoma di Bolzano. Nel 1998 ho creato l'associazione dei frigoristi, di cui sono il presidente. Abbiamo circa 23 ditte iscritte all'associazione provinciale artigiani ABA, che ci sostiene in tutto. Dal 1999 i nostri apprendisti vanno a scuola con gli elettricisti e dalla fine di ogni anno devono frequentare per un mese intero il corso di specializzazione per frigoristi, e questo avviene per 3 anni. I professori arrivano dalla Germania e vengono pagati direttamente dalla provincia di Bolzano. Dopodiché gli apprendisti devono sostenere l'esame teorico e pratico per diventare frigoristi e rispettare tutti i regolamenti provinciali, statali e della comunità europea. Per esempio il regolamento CE numero 842 del 2006 obbliga che gli impianti contenenti sopra i 3 kg di gas frigorigeno ad effetto serra devono essere controllati regolarmente dai tecnici frigoristi una volta all'anno, da 30 kg in più 2 volte all'anno e da 300 kg in più 4 volte all'anno. Da anni questi controlli vengono già eseguiti regolarmente nella nostra provincia. Come voi sapete, dal 2 aprile 2008 esiste il regolamento CE numero 303/2008, che consiste nella certificazione delle imprese e del personale coloro che lavorano con gas fluorati ad effetto serra. Il 16 dicembre 2011 in Italia, dopo circa 3 anni, è stato finalmente approvato il decreto che dà completamento al regolamento europeo. Dal 2008 abbiamo un'ottima collaborazione con il signor dottor Marco Buoni, direttore del Centro Studio Galilei e dell'APF. Nel mese di ottobre abbiamo deciso di chiedere un sostegno per il problema della certificazione Patentino, e lui ci ha supportato con il massimo impegno. In dicembre abbiamo quindi organizzato insieme al Centro Studi Galileo, con il supporto della provincia di Bolzano, il corso per ottenimento del patentino per i frigoristi del Trentino Alto Adige. Il corso con relativo esame si è svolto il 22 gennaio 2012 a Bolzano presso l'Associazione Provinciale degli Artigiani. Il corso e la certificazione sono stati eseguiti in collaborazione con il Centro Studi Galileo e con l'ente certificatore britannico. Tutti i 20 partecipanti erano ben preparati ed hanno superato l'esame pratico e teoretico richiesto dal suddetto ente. Posso dire tranquillamente che siamo finora l'unica provincia autonoma che rispetta già da anni
i regolamenti CE ed altri importanti decreti, con l'obiettivo di mantenere i nostri figuristi sempre aggiornati e rispettosi della normativa in vigore. Ringrazio nuovamente il dottor Marco Buoni per la buona, ottima collaborazione e del suo sostegno. Grazie signori per l'ascolto. Grazie, signor Lodi, forse qualche domanda sull'esperienza di Bolzano? Non sembra, allora grazie ancora. E vorrei chiamare